Buona serata, benvenuti, bentrovati, eccoci all'appuntamento con il nostro spazio informativo sportivo venetoglobe.com, sulla nostra web tv www.venetoglobe.com per l'appunto, da un paio di settimane sul canale 95 di Caffè TV 24, canale 95 per Veneto e Friuli, Venezia Giulia, ore 19:40, la messa in onda intorno alla mezzanotte, una replica di questo programma. E andiamo a vedere le principali notizie per quanto riguarda l'angolo sportivo di oggi. Cominciamo dal basket in A1, sesta di campionato che ha visto Venezia vincere a Sassari per 86-83 nel weekend. Venezia rimane in testa con Milano a 12 punti, ieri si recuperava, si aggiornava la giornata con il posticipo con Trieste che a Pesaro purtroppo ha perduto 103-77. Di scena questa sera la Champions con Venezia-Nanterre, si gioca alle 20:30 al Tagliercio. Andiamo a parlare di A2 per quanto riguarda il basket e allora A2 vuol dire Basket Treviso, TVB vince a Mantova per 80-74, Treviso raggiunge e stacca la linea del terzo posto alla pari con Forlì. Davanti a tutti c'è la Fortitudo Bologna con 14 punti, seguita da Montegranaro con 12. Sentiamo il coach dei trevigiani Max Menetti, eccolo qui alla fine della gara. Ok, naturalmente primo è una vittoria in trasferta, quindi a priori sono sempre belle e soprattutto importanti. Importante perché viene in un momento dove abbiamo avuto qualche problema in settimana e come fanno le squadre che vogliono diventare tali, invece di piangersi addosso ci siamo dati da fare e credo che abbiamo fatto un altro passo avanti al di là di come sia andata la partita per il tipo di partita che abbiamo fatto, una partita di grande energia, di grande sofferenza, anche e soprattutto di grande sacrificio difensivo, dove abbiamo lavorato molto bene sui loro esterni, anche seppur sempre alterniamo cose buone a cose meno buone, ma qui arriveremo col lavoro. Però non è un caso che la squadra nelle ultime 2 settimane ha fatto 2 settimane molto buone, soprattutto proprio di grande sacrificio. Ecco, quindi dopo quando noi quando troviamo compattezza difensiva, dopo possiamo giocare con più tranquillità in attacco ed è quello che è successo, seppur ancora in attacco anche lì dobbiamo trovare così una certa omogeneità nelle cose che facciamo perché alterniamo cose belle invece a cose meno belle, però questo per me è un altro passo avanti nella creazione di quell'identità di cui a Treviso parlo da tanto tempo, perché sono quelle vittorie sofferte in un momento di difficoltà e queste ti fanno crescere. Ecco. Quindi sicuramente la squadra credo che deve avere da questa vittoria una consapevolezza che il lavoro che fanno durante la settimana alla fine dà dei risultati. Questo coach Menetti, quindi di buon auspicio questa vittoria, bisogna continuare con questo trend positivo, ha detto appunto Max Menetti. Facciamo il punto adesso anche sulla quarta giornata di campionato di volley femminile. Arriva da Milano il servizio della Lega, eccolo. All'indomani della Supercoppa Samsung Galaxy A, conquistata sabato sera dall'Imoco Volley Conigliano a spese dell'Igor Gorgonzola Novara, si è disputata domenica la quarta giornata del massimo campionato, che ha prodotto un plotone di testa molto numeroso. Singolare infatti il gruppone in vetta alla classifica della Samsung Volley Cup di Serie A1 femminile. Ferme Novara e Unit Iwork Bustarsizio, quest'ultima per il turno di riposo, agguantano la prima posizione a 9 punti la Pomica Salmaggiore, che ha sconfitto al Pala Radi per 3-1 la Bosca San Bernardo Cuneo. La Banca Valsabina Millennium Brescia, abile a smancare il campo della Lardini Filottrano, e la Savina del Bene Scandicci, vittoriosa in casa contro il Club Italia Carai. Ritrovano l'appuntamento con i 3 punti in un torneo che fin qui non ha ancora registrato tie break, la Saugella Team Monza 3-0 alla Reale Mutua Feneracchieri ed il Bisonti Firenze, che dà un dispiacere alla Zanetti Bergamo passando 3-1 al Palagnelli. Poi abbiamo portato a casa questi punti in queste partite che erano indispensabili e dovevamo assolutamente fare.
niente, stiamo lavorando per sistemare alcune cose, come penso tutte le altre squadre stiano facendo. Abbiamo un grosso potenziale, comunque siamo un mix di atlete giovani, un po' di esperienza e bisogna cercare di far combaciare questa cosa e di sfruttarla. E come avete visto, l'intervista era con la trevigiana Francesca Cischi Marcon, coneglianese di adozione, di nascita, insomma ci ha giocato anche con la squadra non dell'Imoco ma con la prima squadra che portò la pallavolo appunto femminile a grandi livelli qui a Conegliano. Torniamo un po' indietro, torniamo a questa splendida Supercoppa, sarà difficile dimenticarla, insomma fin tanto che l'Imoco non ci darà altre grandi soddisfazioni. Torniamo a sabato, torniamo ad appena finita la gara, noi eravamo già in campo con la nostra telecamera e una delle prime persone che abbiamo avvicinato è stato, non poteva essere che così, il presidente della Lega, e cioè Mauro Fabris. Ecco il nostro microfono. Beh, una serata da Supercoppa mondiale, qual è stata appunto questa Supercoppa qui a Conegliano con due squadre che sono al top, io credo non solo appunto nel campionato italiano ma veramente a livello europeo quantomeno. Quindi 2 set abbiamo visto una pallavolo stellare da ambo le parti. Sì, hanno giocato dei set importanti entrambe, poi il quarto è stato decisivo per quel calo di Novara a un certo punto, però le partite sono state, i set sono stati veramente combattuti, lo dice anche il quarto set con il risultato finale, insomma. Siamo molto contenti di questo avvio di stagione. Come diceva in fase di presentazione a Treviso, buongiorno si vede dal mattino, siamo partiti bene. Sì, era facile profetizzare insomma, che sarebbe stato uno scontro di questo livello e teniamo conto che sia Conegliano sia Novara, forse più l'una che l'altra, non hanno ancora ovviamente arrodato la squadra perché sono tornate 15 giorni fa dai mondiali e quindi se questo è l'inizio immaginatevi cosa sarà il resto del campionato. È finale più che mai appropriato, tra l'altro con un sospirone di sollievo di quel signore a fianco al coro, perché la serata veramente è stata di grandi emozioni. Continuiamo su questa serata perché c'è la MVP della serata, della partita, e cioè Samantha Fabris. Samantha! Beh, direi bene, no? Per questa prima uscita. Direi bene, sì, sono contenta. Avete fatto una pallavolo stellare nei primi 2 set. Sì, i primi 2 set, sì, poi abbiamo smesso di giocare proprio e poi alla quarto ci siamo ripresi, però possiamo fare ancora miglioramento per fare partite senza ostacoli. Sì. Avevate chiesto il pubblico, c'è stato. C'è stato, è sempre stato e sono sicura che sarà sempre. Quanti biglietti hai dovuto portare? Tantissimi e grazie a questo pubblico che ci ha spinto, è sempre un giocatore in più e li ringrazio veramente tanto. La domanda sui biglietti era perché dice sono croata ma certe volte ordino alla società più biglietti delle italiane, delle compagne di squadra, quindi complimenti a Samantha Fabris, MVP della partita. Andiamo a continuare e continuiamo con il calcio. Per quanto riguarda la Serie A non ci sono grosse novità, c'è questo raduno azzurro a Coverciano per le sfide contro il Portogallo per la Nation League, poi con gli Stati Uniti in amichevole. La Serie B pure qui c'è massima tranquillità in queste ore. In Serie C invece nel girone B si è giocato ieri sera alla Bottecchia di Pordenone tra Pordenone e Triestina. Ha vinto la Triestina per 2-1 con
purtroppo un brutto episodio finale, un po' di rissa, insomma niente di particolare, però sarebbe stato meglio che non ci fosse stato. Pordenone-Triestina è stata una buona partita, vinta dai giuliani di Pavanel, che hanno messo sotto per 2-1 appunto gli uomini di Tesser. Per la Serie D vi ricordiamo che il Montebelluna ha pareggiato nel derby contro il Sandonà per 1-1, punto importante. Adesso domenica prossima il Montebelluna andrà in Friuli contro il Tamai. Domani saranno 5 le squadre trevigiane della categoria eccellenza che andranno in campo, 3 per i quarti di finale per quanto riguarda la Coppa, 2 per il recupero di campionato. Vediamo nel dettaglio: si giocherà Treviso-Nervesa alle 14:30 all'Omo Bonotenni, Vittorio Veneto Mestre si giocherà sul sintetico di Colle Umberto a partire dalle 20:30, Istrana Liventina si rigiocherà dopo l'errore arbitrale alle 20:30 ad Istrana. Ritorno un attimo indietro ricordando, visto l'appuntamento di domani, che domani sera c'è anche, visto che parlavamo prima di Imoco Volley Conegliano, sempre 20:30 al Palaverde Limoco contro Bergamo. Ecco, questo per così concludere il pacchetto di appuntamenti di domani, se qualcuno poi ha delle idee particolari su cosa fare in serata. Parliamo di basket con il Ponzano Basket Serie A2 femminile. In casa purtroppo ha perduto contro Vicenza per 57-44. La nostra diretta streaming sintetizza e mostra una partita non proprio perfetta delle trevigiane. Andiamo a parlarne con Maurizio Sottana, che è il coach delle trevigiane. Eccolo. Allora, Maurizio Sottana, terza sconfitta, e come analizzi questa sconfitta delle tue ragazze? Non l'analizzo del tutto male, perché abbiamo avuto delle reazioni nei momenti giusti. Veniamo da un periodo non tanto buono, sia dal lato fisico di tutti, sia dal lato tecnico. Dunque stiamo ingranando per ritornare al massimo delle forze. Partita che ha avuto un momento importante quando avete avuto la palla per tornare anche a -3, e poi Vicenza con questa zona, 35 minuti di zona, abbiamo un po' messo in difficoltà. Noi fino adesso, tutte le squadre che hanno voluto vincere la partita si sono piazzate a zona. Poi in A2 non hanno solo fatto una zona, hanno cambiato tra zona 2-1-2, tra zona 3-2, tra zona e uomo nello stesso momento. Questa è proprio la mentalità che dobbiamo imparare, che in A2 fanno di tutto nello stesso momento, cosa che non siamo abituati. Dunque pagheremo gli scotti di questa cosa qua finché la nostra mentalità non arriverà al punto di capire nello stesso momento, perché la pallacanestro hai 24 secondi per andare a canestro, devi capirlo prima che scadano i 24 secondi come devi attaccare quella difesa là. Per il resto, noi in difesa oggi mi è sembrato discretamente bene. Adesso, prossima settimana, una trasferta importante, dove naturalmente ci potrebbe cercare di provare a interrompere questa striscia negativa. Io la vedo in questo modo: adesso dobbiamo crescere con questa mentalità che ho parlato poco fa. Il discorso di trasferte importanti o partite meno importanti per me non esiste in questo momento qua. Dobbiamo crescere e poi verranno fuori i risultati. È un Sottana che nonostante la sconfitta è molto fiducioso e fa bene su questa squadra che gli ha dato già grandi soddisfazioni, soprattutto lo scorso anno con una promozione che ai più era anche insperata, ma sono state veramente brave. Servizio e intervista curata dal collega Matteo Valente del Corriere Sera. Benetton Rugby per il Pro 14, pronta la partenza per il Sudafrica, dove affronterà le due compagini di casa. Saranno 15 giorni piuttosto intensi per la Benetton. La nazionale per quanto riguarda il rugby, con molti leoni trevigiani in campo, ha battuto la Georgia nel weekend appena trascorso, e adesso sabato prossimo a Padova sarà di scena l'Australia. Concludiamo ricordandovi che domani parleremo di weekend dedicato al Corri in Rosa, che sabato 17 e domenica 18 novembre si fermerà a San Mendemiano. Sabato all'Accademia, convegno sulla procreazione medicale
medicalmente assistita, domenica poi la corsa a cui vi invitiamo a non mancare. È tutto anche per questa sera, l'appuntamento è sul canale 95 di Caffè TV 24 per le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, sulla nostra web TV per quanto riguarda www.venetoglobe.com, e noi ci risentiamo domani.